Che fosse allarme per gli incendi boschivi era chiaro, considerate le temperature, la siccità e soprattutto le fiamme degli ultimi giorni, ma ora è anche ufficiale. La Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, allargandolo anche ai terreni comunali a rischio nelle province di Belluno e Vicenza, pericolo quindi anche nel territorio bassanese. E anche nel nostro territorio purtroppo la siccità si fa sentire, le temperature alte si fanno sentire, per cui veramente anche noi stiamo vivendo una situazione molto complessa ed è il caso con i nostri comportamenti di non aggravare delle situazioni che sono già precarie. Non lasciare le sigarette per terra, non parcheggiare l'auto maricalda dove c'è l'erba alta, l'erba secca, perché è facilissimo innescare degli incendi. E non solo, vietato anche accendere fuochi nei boschi, aree attrezzate e bruciare le stoppie, paglia e altri residui. C'è un messaggio per i piromani? Beh, non c'è nulla di spettacolare, di bello di vedere in un incendio, nella natura che brucia, nel vedere la flora e la fauna messe in difficoltà e soprattutto anche il tessuto urbano che vive vicino alle zone collinari.